Il grande sogno del regista Lorenzo Mercurio è una delle 31 opere selezionate per la 15ª edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, una carrellata da tutto il mondo di documentari, cortometraggi e lungometraggi proiettati tra Catania, Licodia e Eubea. E il docufilm commissionato dall'Arcidiocesi di Monreale porta sul grande schermo il sogno del re normanno Guglielmo II, un voto alla Madonna che gli apparve per indicare sotto il carrubo il tesoro per l'edificazione della Chiesa. Un tributo al monarca visionario in una sintesi perfetta di oro, spiritualità e maestria d'altri tempi. L'arcivescovo intende rilanciare anche dal punto di vista comunicativo il territorio arcivescovile proprio, ripeto, grazie al patrimonio culturale inestimabile. Questa edizione scava tra le ombre del mondo antico con laboratori per i più giovani e con proiezione al CUT, il centro universitario teatrale dell'Ateneo di Catania. Il tema di questa edizione è l'ombra, ombra intesa come riscoperta di tutto ciò che sta ai margini o è nascosto, dal punto di vista archeologico, ma anche dal punto di vista culturale in più ampio senso, una ombra che apparentemente nasconde ma in realtà rivela. E riporta i beni antichi sotto i riflettori del cinema.